Veneto devastato, ieri sera il governatore Luca Zaia ospite a Ringa, monumento alle banche, non applicare spese sui bonifici sul conto corrente per le vittime del maltempo. Intanto l'assessore regionale al turismo Caner sottolinea l'importanza di ripartire subito prima dell'inizio della stagione invernale e annuncia una proroga del bando per la montagna. Il crollo del ponte di barche tra Jesolo ed Eraclea, si vagliano gli interventi più idonei da mettere in atto. Intanto sui danni causati dall'acqua alta intervengono i consiglieri pentastellati di Venezia, vanno risarciti, dicono. Maltempo in alcune zone del Veneto rimane in allerta arancione, le previsioni parlano ancora di pioggia, sull'altopiano di Asiago si farà conto dei danni, la Coldiretti avverte agricoltura in bilico. Cerca di introdursi nell'abitazione di una 55enne di Cartura per rubare, ma viene scoperto e per guadagnarsi la fuga malmena la donna, fermato dai carabinieri un richiedente asilo. Aggredisce in pieno centro Nervesa l'ex amante del marito, moglie tradita, condannata dal giudice a risarcire la sua rivale, una sentenza destinata a far discutere. Calcio ufficializzato l'esonero del mister del Padova Bisoli, non è bastato il pari nel derby con il Cittadella, situazione precipitata nelle ultime ore, in arrivo Claudio Foscarini. Telespettatori di Antenna 3, buongiorno e ben trovati. La prima edizione dei nostri telegiornali è in primo piano. Torniamo a parlare dell'emergenza maltempo e degli effetti devastanti di questi giorni. Il Veneto in ginocchio per questa emergenza maltempo, la montagna soprattutto, come abbiamo raccontato in questi giorni. Ieri sera il governatore del Veneto Luca Zaia era ospite proprio di Ring per parlare del disastro delle montagne bellunesi e l'importanza anche di ripartire subito prima della stagione invernale. Il governatore ha parlato anche del conto corrente aperto proprio per aiutare il Veneto in ginocchio. La montagna deve ripartire e ha bisogno dell'aiuto di tutti. Il governatore del Veneto, Luca Zaia, ospite a Ring, ringrazia chi da lunedì scorso, di giorno e di notte, ha lavorato senza sosta per soccorrere la popolazione bellunese. Ma quei territori hanno ancora bisogno di aiuto, anche nei prossimi mesi. E così, se da un lato il Presidente del Veneto invita tutti appena possibile a tornare in montagna come turisti, anche solo per un giorno, dall'altro spinge a donare attraverso i due canali, l'SMS solidale e il conto corrente istituito dalla Regione. E in merito a quest'ultimo Zaia lancia un appello alle banche. No spese sui bonifici, no spese sui bonifici, e spero, Avarino, che magari voi riusciate anche a valorizzarlo con i vostri telegiornali, perché questo è l'appello che faccio alle banche. No, questo appello è importantissimo. Le banche possono fare una bella roba, sospendere il pagamento e tutte quelle rate, a parte il fatto che le banche chiediamo un aiuto grosso a tutte, ma tutti quei pagamenti fatti con il costo dei bonifici, facciamo un bel calcolo, ci versate anche tutti i costi di bonifici messi dentro fino adesso. Ma le banche lo fanno. Questo è un territorio che ha dato tanto alle banche, molto ha dato alle banche, adesso è ora che le banche diano a noi. Bisogna iniziare sin da subito a ricostruire quello che il maltempo ha distrutto e tra le prime cose da fare, spiega Zaia, c'è la rimozione dei 15 milioni di alberi abbattuti dal vento. Alle difficoltà del recupero in zone impervie si aggiunge, sottolinea il governatore, il fatto che il 40% di queste piante si trovi su terreni privati o delle regole. Magari si dovrà arrivare anche alla confisca, alla requisizione, che so, io non lo so, cioè, dico che se vogliamo fare pulizia, fare veloce, bisogna che facciamo squadra, perché se ognuno poi comincia a dire il me pai mi tegno mi, può tenersi, ma deve pulire, quindi dovremmo fare un provvedimento che chi non se li vuole far portare via viene multato se non se li porta via lui. Intanto Zaia si dice pronto ad assumere il delicato incarico di commissario per la montagna. La legge dice che la persona identificata è sempre nel ruolo del Presidente della Regione, è un impegno. È una grandissima responsabilità, però lo faccio solo perché è il mio Veneto. Un Veneto ancora una volta piegato dal maltempo, ma pronto a rialzarsi con la stessa determinazione dimostrata da un padre, la cui storia è diventato un po' il simbolo della tragedia della montagna. La figlia dell'uomo al momento del disastro si trovava nella casa di famiglia a Rocca Pietore. Sapendo che aveva la figlia a Rocca Pietore, trovando elettricità zero, telefoni, voi sapete, sono stati isolati con i telefoni fino a ieri, non avendo informazioni cosa ha fatto, strade bloccate perché era impossibile transitare, c'erano alberi dappertutto, è partito da Arabba e è arrivato a Rocca Pietro a cercare la figlia a piedi. Voi avete, scusate, da Agordo, un pellegrinaggio quasi praticamente. Cioè da Agordo a Rocca Pietro, io immagino, adesso non vorrei dire una cretinata, ma penso che non so, saranno 25-30 km.
Storie incredibili dalla montagna devastata. Sempre ieri sera, prima di Ringa, a 20:10 era ospite invece l'assessore regionale al turismo, Federico Caner, che ha ribadito, come ha fatto anche Zaia, l'importanza di tornare appena possibile in montagna per permettere ai territori devastati dal maltempo di ripartire. Poi ha annunciato una importante proroga del bando per la montagna. Sentite le sue parole ieri sera a 20:10. Io ho intenzione anche di portare nella giunta prossima del 13 novembre, non la prima, quella successiva perché devo costruire la delibera, ma portare una proroga dei termini per quanto riguarda il bando per la montagna che era stato fatto quest'estate. Era un bando che dava aiuti economici agli albergatori, ma non solo agli albergatori, anche coloro i quali fanno ricettività turistica in montagna e che volevano ripristinare le proprie strutture, quindi volevano fare innovazione di prodotto e volevano sistemare i loro alberghi, perché noi abbiamo la necessità anche di adeguare quelle che sono le nostre strutture ricettive della montagna. Bene, questo bando scadeva il 30 novembre, però vista la situazione, no, che ha messo in difficoltà non solo gli albergatori ma anche gli stessi comuni, quindi anche coloro i quali devono rilasciare le pratiche agli albergatori, e visto che ora sono impegnati dalla questione della ricostruzione, certo, abbiamo pensato di prorogare questo bando e quindi non avrà più scadenza 30 novembre ma lo porterò al 31 gennaio 2019. Ecco, questo è importante perché dà più tempo agli albergatori per presentare le domande e dà più tempo anche ai sindaci per poter andare in, perché molti di questi chiedono per esempio così degli incartamenti ai comuni per quanto riguarda l'aspetto urbanistico piuttosto che la SCIA o tutti i vari provvedimenti amministrativi che il comune deve fare. Di quanti soldi parliamo, assessore? Allora, era un bando dedicato esclusivamente alla montagna di 6 milioni di euro. Sì. E fra pochissimo ci collegheremo con la nostra Tiziana Bolognani, che è insieme a Cristian Rocchi Allende a Feltre, per vedere un altro volto di questa montagna che sta continuando a contare i danni della devastazione di questi giorni. Quindi fra pochissimo a Feltre con Tiziana. Rifacciamo rivedere a tutto schermo, mentre è sempre in onda, il conto corrente, ma ve lo facciamo vedere a tutto schermo. Questo è il conto corrente aperto dalla Regione. Avete visto anche lì la richiesta importante di Zaia di non applicare spese sui bonifici sul conto corrente, quindi per facilitare e incentivare ovviamente questi aiuti. Allora, adesso, in attesa di collegarci con Tiziana Bolognani a Feltre, parliamo sempre ovviamente dei territori flagellati, ma anche l'Anci Veneto che cerca di dare una mano, chiedendo a tutti i sindaci il personale da dare in aiuto ai colleghi del Bellunese. L'Anci Veneto ha scritto ai sindaci della regione di mettere a disposizione il proprio personale a sostegno dell'amministrazione del Bellunese, specificando altresì la massima urgenza. Innanzitutto verificare se c'è del personale da poter per 20 giorni da prestare appunto ai comuni, ai tanti comuni che sono stati coinvolti in questa immane tragedia. E appunto abbiamo anche predisposto nel sito un modulo per le figure che sono richieste, perché comunque abbiamo già fatto un lavoro in raccordo con il CSS e insieme anche con la Regione del Veneto per quali sono le figure che servono, e quindi c'è già, i comuni coinvolti hanno già chiesto quali sarebbero le figure che servono. Geologi, ingegneri civili, ambientali, di difesa del suolo, forestali, architetti e ancora personale amministrativo, contabile e finanziario tra le figure richieste. È un sistema anche che coinvolge il nazionale, è il sistema di protezione civile in cui all'interno ci sono anche i comuni e ci saranno appunto dei rimborsi spese per il personale che accetta questo, perché comunque si spostano da altri territori, no? E devono stare lì per questo periodo di tempo, che è il periodo in cui serve intervenire in fretta, perché come abbiamo sentito un po' tutti nell'arco di un mese si apre la stagione turistica e sono comuni che hanno assolutamente bisogno di poter fare la stagione turistica. Le amministrazioni del Bellunese, spiega la Presidente Pavanello, stanno lavorando in condizioni critiche, per questo è fondamentale che i comuni facciano squadra. E per questo stiamo facendo questo appello per chiedere a tutti insomma, di intervenire in velocità e di dare una mano ancora di più anche rispetto a tutte le raccolte fondi che comunque sono collaterali. Ecco.
quello di trovare delle figure all'interno delle proprie strutture comunali da poter coinvolgere in questo periodo particolarmente importante, insomma, nel prossimo mese, 20-30 giorni. L'appello affinché i sindaci del Bellunese non vengano lasciati soli. Servono acquisti in continuazione per riuscire, se non altro, anche ad alimentare, sappiamo, sono i generatori, quindi servono anche cose minime e serve dare proprio un supporto anche per servono figure amministrative che vanno ad implementare lo scarso personale che c'è in questi comuni, perché sono comuni piccoli e già con poco personale. E allora dovremmo riuscire a collegarci adesso a Feltre con Tiziana Bolognani, che dovrebbe mostrarci, ecco la vedo, un altro volto della montagna devastata. Qui parliamo di una scuola, se non sbaglio. A te Tiziana. Sì, Nicola, allora siamo nella ex scuola di Fara di Feltre, vi parlo ma non so fino a quanto potrà durare il collegamento telefonico, perché oggi evidentemente ci sono dei problemi, si rinnovano i problemi con i collegamenti telefonici anche qui nella vallata feltrina. Sono venuta qua nella ex scuola di Fara di Feltre, che è vicinissima alla sede della comunità montana di Feltre e praticamente a un tiro di schioppo dall'inizio della Cugliada, per farvi vedere lo strike che il vento ha fatto degli alberi e evidentemente anche del tetto di questa ex scuola, che peraltro è un luogo frequentato, era un luogo frequentato a questo punto dai giovani, perché qui vicino c'è una palestra, c'è un campo di basket. Alle mie spalle vedete che cominciano a essere ammucchiato il materiale, i tronchi degli alberi che sono caduti all'interno di questa scuola. Fino a poco tempo fa si stava lavorando su quel tetto che è stato completamente smembrato dalla furia del vento. La scuola è pericolante, pensate che il vento è stato talmente violento da entrare all'interno dell'edificio e a abbattere due muri, pertanto questa scuola, questo immobile è pericolante, e ci diceva poco fa uno delle persone che stanno intervenendo che dovrà essere probabilmente abbattuto, perché la messa in sicurezza arriva fino a un certo punto, dopodiché l'edificio potrebbe anche rischiare di crollare. Con Cristian Allende però volevo farvi vedere un luogo che è simbolo, perché veramente Feltre è un cimitero di alberi, non ce ne sono più, non ce n'è più uno in piedi. Volevo farvi vedere che cosa il vento lunedì sera fra le 18 e le 20 ha combinato in tutta la città. Vi faccio vedere, guardate, solo per farvi capire quanto è alta la radice di questo albero, di cui ignoro evidentemente l'essenza, perché l'albero, il tronco, il fusto è completamente dall'altra parte del recinto. Vi faccio vedere che cosa ha combinato il vento. Potete immaginare quale sia stata la violenza della tromba d'aria. Ve l'abbiamo fatto vedere anche martedì sera a Villaga di Feltre, che sta esattamente sotto il Monte Tomatico. Le case sono scoperchiate e più tardi ci recheremo nella zona della Cugliada, che evidentemente non riconoscerete più, così come non si riconoscerà più il viale che sta di fronte all'ingresso dell'ospedale Viale Ghiaggia, di fronte all'ospedale civile di Feltre, e anche lo stesso parco dell'ospedale che era pieno di alberi è stato completamente devastato. Vi faremo vedere, ci sono ancora i segni, ai noi, delle auto ammaccate, lo ricorderete lunedì sera, quella Panda schiacciata sotto gli alberi che è stata sistemata a bordo della strada. Qui è tutto un susseguirsi di personale di soccorso, dalla protezione civile agli uomini del nucleo regionale dell'intervento di soccorso alpino dell'ANA, l'esercito c'è con moltissimi mezzi. Dietro di noi c'è questo camion che ha un carrello elevatore che porta in sicurezza gli uomini per la sistemazione dei tetti. Oggi noi tenteremo di raggiungere una delle località che fino a poche ore fa è rimasta letteralmente isolata nella zona dell'Agordino, però prima dell'ingresso di Agordo. Parliamo delle zone di Rivamonte, Gosaldo, Frassenè, Agordino
e Voltago che hanno evidentemente grandissimi problemi riguardano sia l'energia elettrica ancora, perché chiaramente se i generatori, abbiamo detto, non vengono riforniti di gasolio poi a un certo punto si fermano, e così sta accadendo piano piano in diverse località della provincia. Andremo e ci incontreremo con i soccorritori che stanno lavorando lungo la strada che è stata letteralmente devastata. In certi punti sembra ci sia stato un terremoto devastante, tanto ci raccontano, e abbiamo visto alcune foto postate sui social, tanto è stata violento il vento e la furia dell'acqua che ha completamente, pensate, sollevato anche l'asfalto della strada. Ci sono delle persone che sono costrette a rientrare a casa tutt'oggi a piedi. Nicola, se non hai domande io concluderei qui questo collegamento e ci spostiamo nelle altre zone per concludere, per andare avanti nel nostro viaggio in questo bellunese martoriato dal maltempo. Grazie, continua pure allora il viaggio con Cristian Roccalende e ne parleremo poi ovviamente stasera, nelle prossime ore, nelle prossime edizioni, per capire cosa hai raccolto. Questo è il primo assaggio di quello che poi vedremo questa sera nei nostri servizi a partire dalle 18:30. Ma ancora di maltempo parliamo perché c'è una previsione di ancora pioggia nelle prossime ore, quindi c'è un'allerta arancione e anche l'agricoltura fa una conta pesantissima dei danni. 3 milioni di alberi distrutti, interi boschi spazzati via, danni per miliardi di euro. Il maltempo di questi giorni ha messo in ginocchio il nostro territorio, flagellando la montagna con l'altopiano, il cui paesaggio ne esce inesorabilmente modificato. Una preoccupazione che abbiamo è per quello che succederà da adesso in avanti, perché vuol dire mettere a nudo un territorio abituato ad avere delle piante, per cui ci possono essere dei problemi anche di frane e smottamenti. È un danno ambientale che non coinvolge solo l'altopiano, ma coinvolge tutta la cittadinanza, perché quando abbiamo del miglior altopiano di tutta Italia e anche d'Europa ci troviamo ad avere dei grossi problemi, perché non dimentichiamo che è un altopiano dove abbiamo oltre 100 malghe, per cui aziende che d'estate monticano e vanno a far pascolare i propri bovini, i propri ovini, i caprini, e non sarà più come prima. Non sarà più lo stesso ambiente per gli animali abituati al pascolo nelle distese dell'altopiano, viene meno quell'habitat che per secoli aveva fatto loro da casa e riparo, ma se i riflettori sono puntati sulla montagna in pianura dopo un autunno caldo, le piogge torrenziali mettono in bilico l'agricoltura stessa. È arrivata la pioggia, è arrivata molta pioggia e di conseguenza ha iniziato a recare dei problemi, soprattutto in questo momento, perché sulle colture autunno-invernali che conterranno saltro d'acqua può provocare dei problemi. Se continuano le piogge, le culture come orzo, frumento e cereali in generale potrebbero essere a rischio. Un maltempo eccezionale, figlio di quel cambiamento climatico che dovremmo imparare ad affrontare sempre con maggior frequenza. Intanto l'ente provincia si assolve. Noi possiamo solo dire che come provincia di Vicenza, che so che in altre province non è così, abbiamo un'organizzazione che direi è perfetta, sia sotto le risorse umane e anche sotto quello che abbiamo programmato in passato per essere così efficienti. Credo che in 24-48 ore abbiamo liberato le strade, questo è un valore aggiunto perché Vicenza ha viabilità. E adesso il ponte di barca è crollato tra Jesolo ed Eraclea, con gli ultimi aggiornamenti ce li dice al telefono la nostra Ilaria Marchiori. Ilaria. Buongiorno da Jesolo, torniamo a parlare del ponte che collega proprio Jesolo a Eraclea e che abbiamo visto proprio nei nostri telegiornali affondare domenica notte. Sarà un'operazione in stile Concordia, quella per riportarlo in superficie, e come è accaduto all'isola del Giglio, anche nel Piave si cercherà di utilizzare dei galleggianti gonfiabili per permettere di sollevare questa struttura che da decenni collegava appunto i due comuni, quasi completamente colata a picco per colpa della piena del fiume. Questa è una delle ipotesi in realtà al vaglio dei proprietari del ponte, che in queste ore, dopo aver fatto alcune riunioni istituzionali con le amministrazioni dei due comuni, stanno incontrando i tecnici di alcune ditte specializzate proprio per programmare l'intervento di recupero. Tra le soluzioni attualmente al vaglio c'è però anche quella di avvalersi di un particolare impianto di aspirazione in grado di far defluire l'acqua entrata nelle barche ancora attaccate al ponte.
In questo modo potrebbe anche tornare in superficie da solo senza l'aiuto di grossi interventi e dunque una spesa meno onerosa. Molto però dipenderà dallo stato della struttura, che è finita sott'acqua, per il momento rimane un'incognita. L'acqua del Piave al momento è ancora fangosa, come abbiamo visto anche nelle immagini, e non permette l'immersione dei sub, che potranno entrare in azione solamente quando il corso del fiume sarà più limpido e si spera anche smetta di piovere. A quel punto la situazione sarà più chiara e quindi si deciderà il tipo di intervento da effettuare. Da Jesolo Eraclea è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie Ilaria Marchiori, subito dopo la pubblicità torneremo invece a parlare dell'acqua alta a Venezia. A fra poco. Rieccoci in studio, in diretta. Dunque i danni dell'acqua alta di ormai più di una settimana fa a Venezia vanno risarciti, lo chiedono i consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle a Venezia. Vediamo. Il Comune di Venezia risarcisca chi ha subito i danni più pesanti dall'acqua alta eccezionale del 29 ottobre. La richiesta arriva dal Movimento 5 Stelle, che ha presentato una mozione in Consiglio Comunale. I 156 centimetri di lunedì scorso sono stati il quarto evento peggiore dall'alluvione del 66, ricorda Sara Wiesman. Nel 2008, con lo stesso livello di marea, l'allora sindaco Massimo Cacciari aveva riunito urgentemente la giunta e predisposto un fondo di emergenza per risarcire in parte chi era stato danneggiato, da negozi e botteghe agli studi professionali, dagli esercizi pubblici a magazzini e scantinati dei privati. I veneziani sono abituati ormai alle acque alte, però è anche vero che un'acqua alta di questo genere non arriva spessissimo, e ci è parso molto strano che il sindaco non abbia pensato di comunque creare un fondo per risarcire quelle attività o quelle persone che hanno avuto dei danni molto importanti da un'acqua alta eccezionale di questo tipo. È possibile intervenire velocemente, sostiene la Pentastellata, con un apposito capitolo di spesa all'interno della variazione di bilancio che ci apprestiamo a votare. Il Comune deve predisporre le pratiche di riconoscimento danni per poter valutare le priorità in un'apposita graduatoria. Vanno utilizzati i soldi della legge speciale, propone, attualmente destinati a capitoli di spesa meno necessari ai bisogni primari dei cittadini. Vengono usati per esempio per restaurare il mercato ittico, vengono usati per fare la viabilità Tessera, che dovrebbe essere accessoria al nuovo progetto dove ci sarà poi lo stadio. Però questi soldi di legge speciale sono stati pensati, quando sono stati stanziati, per tutelare la città e per andare incontro ai cittadini che hanno problemi con l'acqua alta. La cronaca adesso con una tentata rapina a Cartura, siamo nel Padovano, è stato fermato dai carabinieri un richiedente asilo ospitato per mesi in una casa vicina. La vittima dell'aggressione è una donna di 55 anni che vive con due fratelli. La donna ha sorpreso il ladro che stava per introdursi in casa, ha iniziato a urlare, è successo alle 5 del mattino, l'uomo l'ha trascinata per tutta la casa, l'ha colpita, insomma l'ha aggredita e poi è scappato perché appunto era stato sorpreso dalla donna mentre cercava di rubare. I carabinieri poco dopo hanno fermato il principale sospetto, che è un 26enne ivoriano richiedente asilo ospitato a Padova, ma fino a pochi mesi fa si trovava proprio nella casa vicina a quella della donna e quindi probabilmente aveva adocchiato le abitudini della casa vicina per poter agire al suo interno. La donna è stata ricoverata in ospedale a Monselice con fratture costali. E adesso invece dalla Marca Trevigiana, cronaca giudiziaria, una sentenza destinata a far discutere. Aggredisce in pieno centro a Nervesa l'ex amante del marito e la donna adesso è stata condannata a risarcire la sua rivale. Tradita e condannata a risarcire l'ex amante del marito. I fatti risalgono al 2014 e sono avvenuti in pieno centro a Nervesa della Battaglia. Le due donne si sono incrociate per strada. La moglie tradita era assieme alla figlia, l'ex amante accompagnata da un'amica. Fra le quattro donne è iniziata subito una lite, poi sono volati insulti e schiaffi. Un episodio gravissimo che ha portato tutte le protagoniste in tribunale, fino alla sentenza. La moglie, che aveva accusato la sua rivale di essere una sfascia famiglie, è stata condannata a risarcire la donna con una somma di 2.500 euro. La difesa sperava di motivare l'aggressione avvenuta in strada con il fatto che la madre e figlia sarebbero state spinte alla violenza dal trauma dell'aver scoperto la relazione extraconiugale. Per il giudice quella circostanza si riferiva a un periodo molto antecedente all'aggressione del 2014, tanto che la relazione era finita già nel 2010. Ora la donna, oltre a perdere il marito, dovrà risarcire chi gliel'aveva portato via.
Torniamo a Venezia, torniamo a parlare anche della salvaguardia della città, l'aveva evocato nei giorni scorsi il sindaco Brugnaro, parliamo del ministro pentastellato alle infrastrutture e ai trasporti Toninelli, che ieri appunto era in Veneto, è fatto in passaggio ovviamente anche per osservare da vicino il disastro nella montagna, ma poi ha avuto un vertice proprio in comune a Venezia con il sindaco Brugnaro. Ci racconta Tommaso Stoppa cosa è emerso da questo incontro tra Brugnaro e il ministro Toninelli. Tommaso. Sì, buongiorno da Venezia, dove ieri in tarda serata a Cafarsetti si è tenuto il primo incontro tra il sindaco Luigi Brugnaro e il ministro delle infrastrutture Danilo Toninelli, di ritorno da un giro nelle zone del Bellunese colpite dai disastri di questi giorni. Molti i temi sul tavolo, ma due in particolare: la questione Mose naturalmente e quella delle grandi navi da crociera, per un incontro che è durato quasi 3 ore, per cui si è parlato molto. Soluzioni però al momento definitive non ce ne sono. Toninelli all'uscita dal municipio ha parlato di un metodo, il metodo di ascoltare la città, confrontarsi su questi problemi. I dossier sono sulla mia scrivania, ha detto, li studierò e poi verrò di nuovo qui a Venezia con delle soluzioni, ma non saranno soluzioni calate dall'alto. Presenterò le mie proposte al sindaco e ne discuteremo insieme. Un metodo che è stato apprezzato da Brugnaro, che ha parlato di incontro proficuo e di una collaborazione che sicuramente sarà positiva per il futuro. Molto meno ottimisti invece gli esponenti del comitato No Grandi Navi, che hanno organizzato un picchetto fuori dal comune per contestare il ministro. Accusano i 5 Stelle di essersi rimangiati tutte le dichiarazioni ambientaliste che hanno fatto prima di andare al governo, dopo aver cercato in campagna elettorale l'appoggio dei comitati contro appunto la crocieristica. Per il momento da Venezia è tutto. Ulteriori aggiornamenti su questa vicenda nelle prossime edizioni dei nostri telegiornali. Grazie a Tommaso Stoppa. In chiusura una notizia di sport arrivata in mattinata: l'allenatore del Calcio Padova Pierpaolo Bisoli è stato esonerato. Sulla panchina biancoscudata è stato chiamato Claudio Foscarini, che per 10 anni ha guidato il Cittadella fra Serie B e Serie C. A dare l'annuncio il presidente del Padova, Roberto Bonetto. La decisione dell'esonero prima della trasferta di Ascoli, nonostante il pari interno di sabato scorso con il Cittadella. Foscarini, 60 anni, che va a sostituire Bisoli, aveva rimpiazzato Walter Novellino sulla panchina dell'Avellino nel campionato cadetto, conducendo la squadra alla salvezza. Aveva poi lasciato la squadra e ora si appresta ad assumere il nuovo incarico sulla panchina del Padova al posto di Bisoli. È davvero tutto, vi lascio alle previsioni del tempo, fra pochissimo ore 13, poi questa sera anche gli approfondimenti del nostro telegiornale con 20 e 10. Grazie per averci seguito, arrivederci. Ben ritrovati al meteo. Prosegue un tempo molto instabile sulle nostre regioni, ma vediamo il dettaglio di martedì 6 novembre. Sul Veneto il tempo risulterà molto perturbato a causa di una perturbazione atlantica. Ecco dunque che sulla nostra regione avremo piogge e temporali frequenti, possibili un po' su tutte le province, alternati a qualche schiarita. Più asciutto in genere il Veronese e il Rodigino. Temperature minime tra 11 e 15 gradi. Valori massimi compresi invece tra 14 e 20 gradi circa. Diamo ora uno sguardo al Friuli Venezia Giulia. La situazione sarà molto simile, anche la nostra regione sarà infatti alle prese con un nuovo fronte perturbato che porterà precipitazioni temporalesche a carattere sparso, alternate a pause più asciutte e anche soleggiate. Le temperature minime saranno comprese tra 12 e 15 gradi. Le massime invece oscilleranno tra i 16 e i 19 gradi. Vediamo infine la situazione del Trentino Alto Adige. Non cambia di molto la previsione, la nostra regione continuerà ad essere colpita da un'intensa ondata di maltempo, con piogge frequenti un po' su tutto il territorio, anche di moderata intensità, specie durante le ore notturne. Temperature minime tra 9 e 11 gradi. Massime oscillanti invece tra 12 e 16 gradi circa. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento.